A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte e 3 stai già pensando a un'altra donna. Mi sento già sperduta e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza Vabbè, ma qui se iniziamo con Celentano penso che possiamo fare una puntata solo su di lui. Beh, direi anche 2, 3. Però me ne devi fare un'altra di quelle che il nostro pubblico a casa e i nostri amici in studio. Quelle che cantano anche i bambini oggi. Sì. Per cui... E voi la dovete cantare con me, eh? Dai, vai, Vado? Trudy con la chitarra. Mi raccomando, voglio... In do minore, va, in do minore. Ecco, qui organizziamo le cose così, lo dico, lo ripeto. Senza prove, quando il turco non c'è, gli artisti cantano, perché stiamo facendo un po' di tutto con l'assenza del turco. Qua ho preso la mano su questa cosa, vabbè. Quindi facciamo il coro. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Coro. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. Bravo il maestro Alessandro! Beh, bravi soprattutto quelli che hanno fatto queste canzoni. Sì, che sono le canzoni veramente cantabilissime, che cantano tutti, quindi siamo molto contenti anche di avere l'occasione di creare questo piccolo momento nel quale cantiamo noi in studio e speriamo che stiate cantando anche voi a casa.